Gentilissimo pubblico di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata. Oggi parleremo di sport e solidarietà. La scorsa settimana abbiamo avuto un grande successo parlando con Pezzin e con il sindaco di Longarone, insomma padrin di Erto e Casso della tragedia del Vajont. Oggi invece vogliamo dare un tono un po' più, diciamo così, leggero, se mi consentite, parlando proprio di sport e solidarietà, perché è un binomio che spesso riesce ad aiutare quelle associazioni che altrimenti sarebbero asfitiche, perché comunque si sa i soldini mancano sempre, ma quello che è peggio mancano su quelle associazioni che invece meriterebbero molta più attenzione non soltanto da parte dei cittadini comuni, ma soprattutto dalle istituzioni. Ma comunque finché c'è buona gente che si mette all'opera, insomma stasera ne conosceremo qualcuno. Intanto vi presento Guido Pandin, segretario dell'associazione I Ragazzi del Sole. Franca Lovisetto di Event, che tu una ne pensi e 100 ne fai, al contrario, nel senso che hai programmato e hai messo in alè questa bella manifestazione. Fair play, certo. Fair play, che si parlava, un quadrangolare con vigili del fuoco, polizia locale, guardia di finanza e carabinieri. Insomma una bella... Un bel quadrangolare. Un bel quadrangolare. Poi abbiamo l'ingegner Pulze Nicola dei Vigili del Fuoco, grazie per essere con noi, e il signor Nicoli Sandron, caposquadra dei Vigili del Fuoco. Allora, a voi vi faccio subito la domanda a te, Nico. Ci diamo del tu. Certo. Trasportivi. Ma i Vigili del Fuoco è già il secondo anno che vincono questo quadrangolare, ma c'è un motivo, voi vi allenate veramente tantissimo, è proprio il corpo che necessita, il corpo nelle specie dei Vigili del Fuoco, che necessita una pratica e una prontezza fisica non indifferente. Diciamo sì, noi abbiamo anche una preparazione istituzionale che ci permette di allenarci all'interno dell'orario di lavoro. Poi il quadrangolare e questa manifestazione organizzata dalla signora Franca ci dà uno sprint in più in quanto abbiamo i nostri colleghi di Cittadella che ci tengono particolarmente. Io faccio servizio a Padova e ci chiamano per dargli un aiuto in più per poter vincere, ed è il secondo anno che questo lo portiamo alla fine. Speriamo che, come detto, che continui, non c'è due senza tre. Ecco, io credo che, adesso parliamo con l'ingegner Pulze Nicola, poi ci diamo del tu, ti chiamo Nicola, come me. Allora, voi andate con lo spirito pellegrino, nel senso andiamo per far del bene e ci credete molto, cioè in questo tipo di manifestazioni, lo fate per un'occasione che vede comunque i beneficiari della gente che ha probabilmente bisogno di quattrini per tirare avanti. Quindi il vostro spirito è veramente molto molto pulito. Per noi, oltre che essere un'attività, è un'attività che sentiamo anche proprio per spirito di solidarietà e proprio per il mestiere che noi facciamo. È qualcosa che rientra nel nostro DNA di corpo. Guarda, mettersi a disposizione è vero, della gente. 2 o 3 settimane fa, io abito in centro Bassano, e c'era una grondaia, il cinguettio di un uccellino, no? Apparentemente sembra una stupidaggine, ma non lo è. Una signora ha chiamato i vigili del fuoco e da lì a poco, veramente, chiaramente, compatibilmente con le emergenze, insomma sono arrivati, si sono messi la scaletta, sono entrati su un terrazzino, hanno smontato la grondaia, hanno liberato l'uccellino e poi l'hanno rimontata. Voglio dire, questo forse è un eccesso, a me ha commosso e voglio dire mi è piaciuto, perché se si muovono per un uccellino credo che il corpo dei vigili del fuoco italiano insomma sia il corpo per eccellenza. Anche questo è qualcosa di notevole. Noi dove c'è un cittadino che ha bisogno cerchiamo di fare in qualsiasi modo per poter risolvere le piccole e grandi esigenze che le persone ci chiedono, indipendentemente dai problemi. A volte sono anche cose che non ci riguardano, che non sono di competenza nostra, però per riuscire a risolvere in qualche modo cerchiamo sempre di dare una risposta. È un corpo diverso dagli altri, cioè fate parte anche voi del Ministero degli Interni, però avete una plomb rispetto ai cittadini
e anche un fascino diverso, proprio anche per questo tipo di Sì. operazioni, vero? Sì, sì, proprio noi spesso guadagniamo proprio stima anche sulle piccole cose, proprio sulle piccole cose riusciamo a dare qualcosa in più che ti permette di essere più vicino alla gente, anche su quello che a volte sembrano sciocchezze per qualcun altro, per la persona che ti chiede aiuto diventa qualcosa di importante. E noi capiamo sempre questo spirito, che queste piccole cose a volte sono molto importanti per chi ti chiede aiuto. Dalla cifra, se vi muovete per cose veramente poco importanti, tra virgolette, che non è così, insomma ci si sente anche garantiti che è un corpo che per le grandi emergenze insomma in qualche maniera è presente. Invece adesso parliamo proprio con Guido Pandin, segretario dell'Associazione dei Ragazzi del Sole. Voi siete stati i beneficiari. Una domanda che mi viene subito d'amblè è: cosa avete preso in soldoni grazie a questi uomini, grazie a questi corpi? Che non diamo i soldi, però possiamo dire una cifra abbastanza irrisoria per come si è mosso tutto l'evento. Diciamo una cifra modesta. Una cifra modesta che comunque tutto aiuta, per la carità. Tutto aiuta. Ecco, volevo dire una cosa, per quanto mi riguarda personalmente, diciamo la manifestazione per me ha vinto la solidarietà. Non me ne vogliano i vigili del fuoco, però vedere le forze dell'ordine che si fronteggiano, che giocano per uno scopo solidaristico che poi diciamo va a beneficio di quei ragazzi che effettivamente ne hanno bisogno, per me è proprio stata una giornata dove ha vinto la solidarietà. Invece parliamo con Franco Lovisetto, Event. Tu ti muovi molto, devo dire la verità, se trovi spazio in questa trasmissione perché veramente lo meriti. Con l'AIL in qualche maniera sono anni che ti vede veramente in prima persona per cercare di trovare fondi. Qua a Fontaniva, con l'associazione fontanivese, in qualche maniera anche questo quadrangolare che in pratica implementa quello dello scorso anno. Piccole gocce che servono comunque a dare un significato anche in una comunità. Io parlo di comunità in quanto, anche se è piccola, però dà un valore in sé molto forte. Sì, infatti l'anno scorso era il primo anno, era un triangolare, quest'anno è già diventato quadrangolare, e fair play, giocare pulito. Questo è anche il significato del giocare pulito e anche pulito. Dando una mano all'associazione, in questo caso ai Ragazzi del Sole, che appunto le partite di calcio delle forze dell'ordine le ho dedicate per questa associazione. I Ragazzi del Sole di Fontaniva penso che sia noi abbiamo avuto anche modo di fare un servizio dove anche si occupano, mi pare, nel periodo estivo, dove tante mamme hanno dei problemi proprio strutturali. Cerchiamo di organizzare attività estive perché altrimenti i ragazzi con problemi più o meno gravi sarebbero a casa da soli, perché difficilmente trovano, diciamo, spazio con altri coetanei per poi giocare assieme. Alcuni di questi erano presenti alla partita, mi pare. Sì, effettivamente abbiamo cercato di coinvolgerli anche per diciamo, fargli passare una domenica un po' diversa su un campo da gioco e che siano stati protagonisti anche loro, oltre che alle squadre. Allora, in Italia ci sono tante emergenze, adesso c'è un'emergenza economica veramente spaventosa, poi andremo a vedere altre emergenze. In Italia ci sono tanti. Però voglio dire, se si girano le spalle a coloro che in qualche maniera si occupano dei propri figli, perché non tutti sono normodotati, e viva Dio, speriamo che ci siano quei genitori che amano i loro figli anche se sono venuti fuori non normodotati. Ma questo qua è una sciocchezza pensare che però queste persone non abbiano più bisogno di altri. Certo. Quindi non è che... anche perché voglio dire, l'invalidità può, io non la auguro mai a nessuno, però può arrivare da un momento all'altro. Pensiamo magari a un ragazzo o a un genitore che sta bene, però succede un evento fortuito e questo va in carrozzina. Se non ci sono poi associazioni tipo la nostra che si occupa anche di queste persone, difficilmente poi il soggetto, la persona, riesce a fare una vita non, diciamo, l'auguriamo normale, però difficilmente i nostri ragazzi riescono a fare una vita normale. La vostra associazione quanti ragazzi ha? Noi siamo 12 famiglie con ragazzi diversamente abili, però seguiamo un po' anche diciamo, famiglie che per un motivo o per l'altro non vogliono entrare, perché poi è difficile cercare di sensibilizzare la famiglia per renderla innanzitutto consapevole dei problemi e quindi farla coinvolgere nell'ambito associativo. Diventa difficile, però seguiamo che quelle famiglie... I problemi economici da dove derivano poi sostanzialmente?
Ma i problemi economici abbiamo, soprattutto in questo periodo, dove diciamo, i comuni hanno difficoltà, vuoi per il patto di stabilità, vuoi perché sono impegnati in altre parti, hanno difficoltà poi a contribuire a finanziare le associazioni. Le aziende, diciamo che solitamente intervengono a beneficio di associazioni, anche loro stanno passando un brutto periodo, per cui le risorse effettivamente vanno a mancare. Mancano delle risorse, però voglio dire, in qualche maniera lo Stato dovrebbe intervenire. Beh, ecco, io nelle tavole rotonde che faccio mi piace sempre citare l'articolo 3 della Costituzione, laddove al secondo comma recita che è il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono, sia di ordine economico e sociale, che di fatto impediscono lo sviluppo della persona. Secondo me è il più bello articolo che ci sia nella Costituzione. Per cui dovrebbe essere compito proprio delle istituzioni, fra l'altro assieme magari alle associazioni, a cercare di dare una vita più normale possibile ai nostri ragazzi. È bello questo, rimuovere gli ostacoli, l'articolo 3 della Costituzione, che abbiamo la Costituzione più bella del mondo noi in Italia, è un po' quello che capita anche nelle grandi emergenze. Mi pare che tu, Nicola, sei stato all'Aquila. Una grande emergenza anche lì era rimuovere gli ostacoli materiali per poter dare continuità, dignità e soprattutto un po' di decoro a questa città, ma soprattutto ai cittadini. Allora anche voi come Corpo dei Vigili del Fuoco, che avete vinto questo quadrangolare, bravi, avete come primo comandamento che soccorrere le persone e riconsegnare una vita più normale possibile all'interno di una grave emergenza. Sì. Il nostro compito istituzionale è proprio il soccorso tecnico urgente. Noi interveniamo in qualsiasi tipo di emergenza in cui ci sia pericolo per le persone, pericolo per gli animali e messa in sicurezza di cose. L'emergenza del sisma dell'Abruzzo ci ha impegnato notevolmente dal 2009 fino oltre il 2010 anche il comando di Padova, mandando personale che il primo compito è stato prima quello di mettere in sicurezza le persone, quindi estrarre le persone, poi mettere in sicurezza e riconsegnare anche i piccoli averi che avevano queste persone, riconsegnando un po' i loro beni, e poi la messa in sicurezza con le opere provvisionali sugli edifici e le rimozioni delle macerie. Mi viene in mente quando c'è una catastrofe di quella portata, le famiglie, un po' come le famiglie colpite da disabilità, da qualche familiare, vengono spogliate dei loro beni, cioè nel senso lasciano un appartamento, una casa, con tutti i loro ricordi, che credo che sia la cosa peggiore. Esatto. Poi apriremo anche un dialogo con l'associazione che tu rappresenti, anche per avere un rapporto più vicino anche con gli psicologi. In America è un rituale, quando c'è una grande catastrofe gli psicologi sono i primi che vanno a soccorrere proprio le menti di queste persone. Ci sono stati anche casi di sciacallaggio all'Aquila, oppure lì gli interventi erano mirati soprattutto per dare un contributo, diciamo, di sonno tranquillo alle persone che hanno dovuto lasciare e sfollare? Nell'attività dell'Aquila era stata chiusa l'accesso in zona rossa con dei presidi di cui c'eravamo anche noi. Noi nella parte di presidio facevamo proprio il recupero di beni di prima necessità a tutte le persone che abitavano nel centro dell'Aquila e nelle zone chiuse. E in questa fase avevamo un punto di riferimento che noi chiamavamo UCL, dove il cittadino che abitava lì si presentava e noi lo accompagnavamo o andavamo a recuperare il materiale o i piccoli beni, i valori o tutte quelle cose che erano anche di carattere affettivo. Molti recuperi che abbiamo fatto erano proprio cosettine di carattere affettivo, significativo, persone che ogni mattina facevano la fila per andare a recuperare ogni giorno una piccola cosa, per rivedere la loro casa, per rivedere i loro ambienti, e secondo me il valore aggiunto è stato quello di rimanere vicini e sempre presenti a queste persone. Sai perché ho fatto questa domanda? Adesso mi piacerebbe sapere le sensibilità che poi si raccontano oppure che si vivono in quegli ambienti. Quando tu torni a casa, che sensibilità hai acquisito? Che voucher ti porti a casa? Cambia tutto nella tua vita. Ti porti un bagaglio di umanità grande, anche se gli orari non erano quelli consoni. Immagino. In quei momenti lì sei vicino alla disperazione più totale.
Noi viviamo in una grande città, l'Aquila è una grande città, ti medesimi guardando la tua città su un vialone grande, faccio esempio Corso del Popolo a Padova, e ti immagini che non ci sia più. Ti rendi conto di quanto piccoli siamo noi e il nostro lavoro ci porta a alzare un po' la testa, ad aiutare queste persone a credere in un proprio futuro. E poter diventare grandi. Ti faccio questa domanda perché prima parlavamo di psicologi, che in America c'è un detto che quando uno è alla disperazione, che è immobilizzato, là dicono fai qualcosa, bisogna fare qualcosa, no? Ecco, fai qualcosa è la stessa cosa, perché come sono i terremotati, è un gioco che stiamo facendo questa sera, non vogliamo mica sostituirci né a psicoterapeuti né a psicologi, però anche un bambino disabile, quando lo porti fuori da casa, insomma perde, secondo il mio punto di vista, ogni tipo di riferimento, perché la casa è il momento in cui ha le sue sicurezze, ha il suo gioco, ha i suoi punti di riferimento. Sradicandolo e pur portandolo con tutte le benevolenze in un sito fuori dalla casa, insomma non è un terremotato, ma nella testa purtroppo percepisce l'abbandono oppure le poche sicurezze. Io so che purtroppo anche incuria forse delle nostre istituzioni, i professori, i maestri, chiamiamoli così, di sostegno non sempre, anzi quasi mai sono maestri di sostegno, vengono presi da un'altra materia che può essere storia, letteratura o matematica e vengono spostati per poter dare una mano a questi ragazzi. Bene, tutto bene quello che è, però non hanno le eccellenze, perché parlare, toccare dei punti con questi ragazzi, dove abbiamo visto questo quadrangolare per poter sostenere, sarebbe bello avere anche delle eccellenze. Certo. Per coloro che hanno guardi, una difficoltà maggiore. Lei ha toccato un grosso problema che riguarda l'integrazione scolastica. Purtroppo riscontriamo genitori che si lamentano proprio perché il loro figlio è seguito magari da un insegnante di sostegno che non è preparato per seguire il ragazzo con le sue disabilità. Faccio un esempio, ci viene detto magari che l'insegnante di sostegno non va a vedersi la cartella clinica del ragazzo, non prende contatto con la famiglia, ma l'insegnante di sostegno dovrebbe in primis conoscere le problematiche del ragazzo perché deve interloquire con il ragazzo. Tu parli perché penso che hai un Ho trascorso. vissuto anche in prima persona. Ce lo vuoi certo. spiegare? Sì, no, anche per darti forse più credibilità, perché sennò supponiamo qua che parliamo per niente. Guarda, inizialmente quando abbiamo costituito questa associazione ci siamo proprio occupati del sostegno. Si pensi che proprio mio figlio, là c'è il precariato del sostegno, proprio mio figlio nel corso di un anno scolastico ha cambiato 3 insegnanti di sostegno e questo è un primo problema. Io immagino già i problemi di tuo figlio, ma come degli altri, ecco, cambiare 3 insegnanti di sostegno equivale ad avere un terremoto. Ecco, ma allora si pensi che l'insegnante di sostegno dovrebbe innanzitutto cercare un rapporto con il ragazzo diversamente abile perché il ragazzo ha bisogno di sentirsi sereno per dare quello che può dare. Poi deve trovare fiducia presso la famiglia, okay? Quindi trovare fiducia presso il ragazzo, presso la famiglia e con la famiglia e con gli altri insegnanti progettare un percorso che potrebbe portare il ragazzo a un apprendimento. Si pensi, quando gran parte di questa cosa è fatta, che ci cambiano gli insegnanti di sostegno, voglio dire, e si ricomincia tutto da capo. Sicuramente è deleterio per il ragazzo e anche per la famiglia. Io le faccio una domanda, noi abbiamo il ministro Gelmini e il ministro dell'istruzione che si dovrebbe occupare di questo. Noi abbiamo anche scritto al ministro Gelmini. Non so se lei sa che il ministro Gelmini ha pensato che la scoperta che i neutrini vanno più veloci della luce, pensava che fosse un traforo lungo 800 chilometri. Lei ha speranze che capisca queste cose oppure come penso io? Ma noi siamo fiduciosi, come genitori speriamo sempre che qualcosa cambi e operiamo per questo. È chiaro che poi ci scontriamo con una amara realtà che è quella magari di una precarietà. Ci sono casi, abbiamo anche incontrato sia istituti scolastici sia insegnanti di sostegno preparati e la classe effettivamente che accoglie il ragazzo e lo porta avanti nel suo progetto. Diciamo però che non ce ne sono tante e dovrebbero essere queste da esempio.
È chiaro però che laddove troviamo, poi riscontriamo delle difficoltà sia per gli insegnanti di sostegno, sia anche perché il ruolo di insegnante di sostegno dovrebbe essere di coordinamento con gli enti insegnanti per progettare un percorso formativo del ragazzo, o va a mancare questo coordinamento o l'insegnante di sostegno non è preparato, è chiaro che il ragazzo viene penalizzato. Che analogia con l'Aquila mi viene in mente, Nicola, nel senso che in questo caso vediamo dove bisogna intervenire, perché dice materia umana, quindi con grande rispetto lo stesso voi. Cioè io credo che quando manca un po' di sensibilità, cultura anche, perché facevo riferimento al ministro Gelmini, perché se un ministro pensa che abbiamo fatto un traforo, insomma vuol dire che è difficile poi dopo avere la quota per capire le varie sensibilità, se non, perché qua bisogna anche pretendere qualcosa di più dai nostri dipendenti, perché se sono là, ma in qualche maniera, gioco forza, vi tolgo fuori voi perché ci mancherebbe altro, lo dico io, però anche voi quando andate all'Aquila, o siete andati all'Aquila in altre emergenze, andate con delle eccellenze forti, questo il Corpo dei Vigili del Fuoco lo ha sempre fatto. Diciamo che nell'Aquila, dico, chi non vive un'emergenza dell'Aquila non capisce cosa vive le persone, perché noi siamo abituati, andiamo in posta, andiamo a prendere la posta. All'Aquila è successo che non c'era più nulla, non c'era comune, non c'era provincia, non c'erano, o c'erano a metà i vigili del fuoco, non c'era la questura, mancavano le banche per ritirare i soldi, ed sono situazioni che prima di tutto bisogna ricominciare a ricostruire quella che è una normale vita quotidiana, e non è una cosa semplice. Bisogna prima recuperare le persone, trovare una dicia e ricostruire una città con tutte le proprie istituzioni. E non è un lavoro semplice, non è un lavoro semplice anche perché vanno ricostruiti tutta una serie di meccanismi, di punti di riferimento anche per gli anziani che prima non avevano. E quindi è un lavoro molto lento e molto faticoso che chi torna e va sempre si accorge di come cresce. Chi magari c'è presente ha un po' più difficoltà nel percepirlo. Io ho molti amici all'Aquila, più che oltre che colleghi, proprio nel rapporto di lavoro ho fatto molte amicizie di aquilani che ci trovavamo nel cercare di risolvere i problemi e un po' alla volta le cose, bene o male, si vedevano che un po' alla volta miglioravano. Se le vedi un po' alla distante riesci a vederle. Nico, cos'è che è successo all'Aquila che avete trovato e quando siete andati via, oppure avete visto qualcosa di migliorato? Poi mi viene in mente, facendo sempre un'analogia con Guido Pandini, anche là ci sono delle disabilità, uomini con disabilità, e chissà quanti. Certo, diciamo che noi siamo anche un po' addestrati mentalmente, oltre che operare manualmente, alla sistemazione di tutte le situazioni, è un po' che la persona, tra virgolette, normale non riuscirebbe a compiere. Ti trovi a trovare della gente che è sperduta, non ha punti, come diceva l'ingegnere, non ha punti di riferimento e lo trova sulle persone in divisa. Io tiro acqua al mio mulino come vigile del fuoco, ma lì c'erano tutte le istituzioni presenti e queste persone si appoggiavano alle istituzioni alla ricerca di una normalità, di una sicurezza. Di un modello anche. Di un modello, solo la presenza, ti chiedevano cose semplicissime, mi porti a vedere la mia casa, ma va bene la sua casa, solo che la zona è limitata, se lei frequenta la zona noi abbiamo difficoltà di passare con i mezzi, abbiamo anche delle problematiche a livello di sicurezza, però mi porti a vedere, dopo tanta insistenza devi per forza cedere, perché sei lì, oltre per lo scopo operativo, ma sei lì per uno scopo umano. Quello che ha detto adesso Nico mi ha fatto venire in mente una cosa franca, nel senso che lì ci sarà stato del pubblico a Fontaniva che guardava chiaramente. Certo. Loro sprigionano in me tante sensibilità, perché poi parliamo di cultura, perché poi è il bello di questa trasmissione che può spaziare, però c'è un filo conduttore che in qualche maniera riesce a cucire tutti i nostri discorsi, che è in base a una certa sensibilità, e quindi la sensibilità deriva da una certa cultura. Però anche la gente comune, io guardo in faccia i nostri telespettatori, che può essere Carlo, Maria,
Beppe e chissà quanti altri nomi, quando vanno in questi tipi di manifestazioni sono molto molto duri a tirar fuori i danari, perché è una cosa che forse li tocca ma con un misero euro, cioè nel senso che la coscienza vale per loro da lì a lì perché non l'hanno mai affrontato di persona. Tu hai una famiglia normalmente bellissima, hai una figlia bellissima, eppur essendo una famiglia normodotata hai delle sensibilità. Io vorrei sapere cosa che ti muove. Ma forse anche una predisposizione al prossimo, forse oltre all'educazione familiare. Quindi sono proprio predisposta ad aiutare, organizzare, infatti come tu sai organizzo molti eventi appunto per beneficenza, per aiutare gli altri, anche per ringraziare le forze dell'ordine di quello che fanno tutto il giorno per noi, anche e soprattutto per questo, oltre ad aiutare anche un'associazione. E la sensibilità molte volte è difficile da far riuscire a una persona, forse perché... Ci va un percorso culturale lungo, credo. Lungo, sì, e forse anche perché non hanno proprio esperienze in famiglia o nel vicinato gravi da poter... forse non guardano troppo attentamente questa trasmissione. O forse anche... Dite ai vostri amici, guardate, siamo su quei canali. O forse sai cosa, o forse viviamo in un mondo anche che sopravvale ben altre questo sicuramente. Cose. Dedicheremo una puntata, il mio regista Gianni Del Santo mi ha detto che bisognerebbe dedicare una puntata di come è cambiato il tempo negli ultimi 50 anni, o meglio di come hanno inquinato anche il nostro tempo. Una cosa su tutte è il ton ton, è lui che ti dice allora che devi arrivare e quasi quasi tu sei schiavo di quell'orario, no? Succede spesso. Guido, posso chiederti tuo figlio di cosa soffre? Ma ha un ritardo psicomotorio medio, diciamo che mi considero fortunato perché comunque è un ragazzo che lavorando da quando è nato siamo riusciti, io e mia moglie e con tutta poi i parenti e quant'altro, a dargli una bella impostazione, nel senso che si fa ben volere. Tu senti, lo conoscono. Ti ho fatto questa domanda perché prima l'abbiamo un po' sfuggita, ma io mi ricordo e voglio andarci su questa domanda che mi piacerebbe sentire la tua risposta. Quando tu sposti tuo figlio da casa vostra in un luogo X, vedi la differenza, senti che soffre, senti che gli manca il modello, quello che diceva lui prima, l'uomo con la divisa, qua non è l'uomo con la divisa, ma perché prima hai detto hanno cambiato 3 insegnanti di sostegno, ogni volta è un piccolo terremoto. È un piccolo terremoto, sì. Io queste sensazioni che lei diceva le ho ispirate quando era ancora giovane, perché adesso ha una quindicina d'anni, per cui siamo riusciti a dargli, ripeto, una bella autonomia per conto mio. Però quando era giovane qualsiasi spostamento, era un trauma e si appiccicava al papà e alla mamma in modo incredibile. Vi sentite soli, vi sentite, la società dice sono figli tuoi, non sono figli miei. Cioè, tolto la Franca che fa delle cose, però la società dice, insomma, in qualche maniera sono figli nostri. Cavoli tuoi, vero? Senti questo? Sì, si sente, sì, qualche volta. Ecco, questo si riscontra tanto quando i ragazzi crescono, perché quando sono giovani, quando frequentano le elementari, ancora fanno gruppo, fa amici e se la passano, anzi direi che fra i piccoli c'è una grande sensibilità perché si aiutano reciprocamente. Il problema è nelle medie e nelle superiori che si creano quei gruppi di ragazzi e isolano praticamente il ragazzo che in qualche modo ha qualche difficoltà. E là si respira la difficoltà, si respira proprio la difficoltà. Fra pochi istanti mandiamo un piccolo spazio pubblicitario. Nicola, avete mai visto voi psicologi in flotte all'Aquila oppure dei centri di assistenza psicologica o come la popolazione avvertiva questa presenza? Allora, diciamo che all'Aquila sono stati inviati dei psicologi dell'emergenza e ricordiamo che anche i nostri vigili del fuoco sono stati terremotati, quindi avevamo anche noi all'interno della nostra organizzazione un supporto psicologico proprio per i colleghi che lavoravano e erano stati vittime del terremoto, non solo soccorritori, perché noi ricordiamoci che in prima fase, prima di intervenire, sono stati i vigili del fuoco aquilani, che non solo erano soccorritori, ma avevano anche le loro famiglie a casa. Quindi andare a recuperare o a scavare su una casa e sapendo che non sai che cosa sta succedendo a casa tua, è una situazione che secondo me è terrificante, che molti non capiscono.
e diciamo che è stato un impegno grosso anche da parte della nostra istituzione a mandare subito dei psicologi dell'emergenza per riuscire un po' a recuperare questi disagi che hanno minato parecchio la psicologia e le persone che lavoravano. Tu hai conosciuto qualcuno di questi, Nico? No, di colleghi aquilani sì, ne ho conosciuti, però non abbiamo mai avuto l'opportunità di colloquiare su questo aspetto qua. Si tende una cosa, a rimuovere o sdrammatizzare quello che succede. È un nostro metodo per affrontare ancora e sempre le varie emergenze che ci capitano. Avevi bisogno però anche tu di un sostegno la sera, mi viene in mente, da tante ore. O si è dei robot, però voglio dire... La stanchezza la fa da padrona, quando si arriva a fare da 18-20 ore di seguito a lavorare. Diciamo che il sonno ristora veramente. Sì, si arriva nella tenda, perché noi eravamo in tenda, stanchi, stremati. Pubblicità. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Centro servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Ben rientrati in piazza, gentile pubblico di O Bianco o Nero. Quest'oggi vi abbiamo parlato e parliamo di sport e solidarietà. La solidarietà che è necessaria per essere vicini a persone che in qualche maniera qualche problema ce l'hanno. E la maggior parte di noi, veramente fortunati, insomma, tante volte voltiamo le spalle perché ci pare quasi come il sacchettino dell'immondizia, no? Che finché è in casa nostra ci dà fastidio, poi lo buttiamo sull'uscio e poi a far degli altri. E questo non va bene. E quindi, da quello che ho sentito da Guido Pandin, che è segretario dell'Associazione dei Ragazzi del Sole, prima durante la pubblicità mi dicevi un po' come si comporta tuo figlio andando a scuola. Allora, l'ultima conquista. Mi è piaciuta questa cosa qua, vorrei che la sentissero anche i nostri telespettatori. L'ultima conquista, che fra l'altro lui ne apprende anche come autostima, è il fatto che dopo iniziata la scuola, dopo che la settimana l'ho accompagnato a prendere il treno a Fontaniva, a prendere il pullman a Castelfranco per andare a scuola. Perché va alle superiori adesso. Perché va alle superiori. Dopo una settimana comincia a fare il percorso da solo. E questo è una grande conquista. Poi diciamo anche che ha trovato delle ragazze, secondo me, sensibili, perché sapute dei problemi, lo hanno preso, hanno detto lo accompagniamo noi. E questo è bello. E questo è fiducioso. Sei fortunato, no? Sì. Io credo di sì, come noi siamo fortunati ad averti conosciuto, come siamo fortunati ad aver conosciuto questi due bei ragazzi che mi piacciono veramente una cifra. Diciamo che però ci sono delle condizioni in cui
ci sono alcuni che sono ancora meno fortunati Sì, e che hanno bisogno veramente di qualcosa in più. Certo, fra i nostri associati abbiamo un paio di casi che sono gravi, cioè stiamo parlando di sostanzialmente bambini e bambine che sono inferme, che proprio non riescono e là ci vuole una certa assistenza, ma secondo me sia un'assistenza per il bambino che effettivamente è infermo non riesce a muoversi, ma un'assistenza ci vorrebbe anche per la famiglia, la quale è, diciamo, 24 ore su 24 dedica al figlio e non riesce a respirare. È chiaro che qua abbiamo cercato di muoverci per trovare dei volontari che vadano comunque ad assistere la famiglia, che cercano un attimino di liberare i genitori, però non è semplice. I volontari ci sono, cioè non ce ne sono tanti, ne abbiamo trovati 3 e abbiamo cercato di sollevare 2 euro alla settimana alla famiglia per andare a fare le spese, per andare a fare le cose ricorrenti. Insomma. Io quando sento volontariato è una parola che mi dà una doppia chiave di lettura. Io che sono un provocatore dico sempre volontariato, forse va a riempire quelle lacune, così intanto si va avanti, perché tanto c'è il volontariato, in Italia il volontariato funziona molto, però qua la parte da leone dovrebbe farlo al contrario, lo Stato che dovrebbe veramente intervenire, ci sono persone che sono malate di malattie incurabili, che prendono 500 euro di pensione al mese, mi viene in mente soltanto a pensare ai nostri politici, che ahimè, io dico sempre, guadagnate pure i vostri 30-40 mila euro al mese, quelli che guadagnate, a noi va benissimo, l'importante è che però pensiate che c'è gente che veramente ha bisogno di qualcosa in più, dove voi vigili del fuoco lo vedete tout court, ogni giorno, dentro di voi questi discorsi ve li fate e non li voglio che li facciate qua stasera, ve lo proibisco io, però si acquistano delle sensibilità diverse, perché credo che comunque ogni soccorso sia una storia diversa, una dall'altra, vero Nico? Certo che sì. Vero? Certo che sì, mi piace. Gli stessi interventi, l'incendio, il soccorso a persona, il soccorso animale, anche se lo stesso gatto non è impigliato nello stesso traliccio, sono problematiche da risolvere il più velocemente possibile, accontentando, nel vero senso della parola, il nostro ipotetico cliente, che è la persona che richiede il nostro aiuto, perché c'è, oltre che il bene, c'è anche l'aspetto estetico del recupero dell'animale, che ci comporta un certo sacrificio anche da parte nostra, perché devi stare attento, mettendo a repentaglio anche alle volte, molte volte, la nostra vita. Però lo si fa perché lo si sente e lo si deve. Io, guarda, tu dici di queste cose, io vorrei tanto che questi telespettatori che hanno un po' di sensibilità, io vedo addirittura gente che li ammazza i gatti oppure tira le anatre lungo il Brenta o nei fiumi, capire quanto veramente sia il gap sia veramente molto, molto lontano da raggiungere culturalmente, no? A me viene in mente che la massima espressione del Vigile del Fuoco esportata in tutto il mondo è stato Gran Zero, no? E lì veramente si sono immolati, ma di Gran Zero in Italia ce ne sono state diverse, Nicola, e forse non se ne è parlato altrettanto in maniera così abbiamo forte. avuto anche noi tanti colleghi che durante l'attività di soccorso hanno lasciato la loro vita e il ricordo è anche nei familiari che hanno subito queste Scusa, perdite. ti interrompo un attimo, mi piacerebbe, poi dopo lo riprendi, ma quando siete tra voi colleghi, questa storia, questa morte annunciata, ve la fate ogni tanto? Cioè, cosa vi dite? Perché mi piacerebbe capire cosa dite da vivi e pensare cosa loro possono pensare da defunti, da morti, quelle che sarebbero le loro volontà. Se lo fate qualche volta vi confessate tra di voi, cos'è che vi dite? Allora, una bella cosa che c'è nel corpo è che spesso la squadra è famiglia. Anche nei distaccamenti più piccoli, come il distaccamento di Cittadella, non si vive un posto di lavoro, si vive una familiarità. Il personale che viene a lavoro, che va al distaccamento, sa che incontra un'altra famiglia e ci sono i bisogni di tutti, dove il caposquadra è il papà. È il padre che detta le regole, che fa rispettare le regole della caserma per il buon vivere civile e per risolvere. Quando scatta l'allarme,
queste persone diventano una squadra unica. Allora nascono dei meccanismi strani, il colpo d'occhio, sanno già cosa fare, chi prende questo, chi fa l'altro, diventa un qualcosa di automatico, proprio perché c'è sintonia e sinergia. E quello che è importante è che proprio si sente la famiglia, il corpo dei Vigili del Fuoco, nel piccolo e nel grande. Ma tra di voi ve la fate ogni tanto una domanda? Noi stiamo rischiando la vita. Perché lo fate e soprattutto come vorreste essere ricordati? Se mi permetto questa domanda, se vuoi rispondere, ma so che è molto personale. Io ho 20 anni, ma 23 anni che faccio Vigili del Fuoco. E in interventi un po' complessi o pericolosi mi facevo sempre una domanda: Nicola, se non lo fai te, chi lo può fare? Chi lo deve fare? Chi può andare se non tu e i Vigili del Fuoco? Chi altro andrà a prendere quella persona? E questa è la risposta. Nico? L'unione fa la forza, per cui ti fai forza dei tuoi colleghi, ti fai forza guardandoti, trovando quell'espressione di coesione che ti porta a fare un passo più avanti. Non te l'ho detto prima, ma io sono stato decorato per aver salvato una signora facendo 2 passi avanti. Sono cose che ti senti dentro. Spiegami questi 2 passi avanti. Il colpo d'occhio su un tentato suicidio di una signora, siamo stati allertati, siamo intervenuti, stavo cercando una finestra per poter trarre in salvo o entrare nell'appartamento perché non eravamo a conoscenza delle modalità del tentato suicidio. Pertanto tentavo di capire come poter entrare nell'appartamento e questa signora mi si è rivolta, io ero al piano terra, lei era al secondo piano, stava vaneggiando nel vuoto dicendo chi eravamo, cercavo di attirare la sua attenzione e questo è tutto un colpo, in un momento, in un lampo, mi butto, il detto è fatto e io l'ho vista che si è proprio buttata e mi sono messo tra di lei e il vuoto perché aveva un altro piano sotto e l'ho presa al volo in pratica. Sono situazioni che ti portano a compiere certi gesti che rischi di farti male, in quel caso non ho avuto grossissime conseguenze, però la soddisfazione è stata tanta. La signora? Non era molto soddisfatta che io l'avessi salvata. Dopo oppure hai avuto modo di... No, non ho mai avuto modo di rincontrarla, non so che fine abbia fatto. Generalmente non è che seguiamo l'intervento che facciamo, che sia finito bene come in questo caso, sia che sia finito male. Fare dimenticare. È un'autodifesa. Che prima Nicola mi diceva che voi avete le regole, allora noi siamo stati a Patrignano un paio di settimane fa, abbiamo fatto una bella trasmissione con questi ragazzi che sono una casa di recupero perché i leitmotiv di queste persone le poche regole che hanno nella vita, no? Prima diceva Franca che forse delle sensibilità partono perché noi abbiamo una vita troppo di corsa, frenetica, evidentemente perdiamo il gusto delle sensibilità, no? Le regole sono importanti, loro hanno delle regole ferree che si alza tutti insieme, si mangia tutti insieme, si guarda la televisione tutti insieme, la camera da letto è una camera da letto, non c'è televisore, computer né niente perché si deve dormire, tutte le cose al loro posto e riescono così dopo un percorso di 4 anni a riemergere dal tunnel dove erano capitati. La stessa cosa, le regole in un team come quello dei Vigili del Fuoco che deve funzionare tutto a meraviglia, tutto oliato, sono anche qua determinanti. Sicuramente, con le regole funzionano nel posto di lavoro e nella famiglia, il proprio figlio si danno delle regole, si danno dei consigli, le stesse cose si fanno nell'ambito del lavoro, si deve capire se il collega, io nel mio caso essendo caposquadra, se il collega ha dormito bene la notte, ha passato un bel fine settimana, tutte queste cose qua per vedere se a livello psichico è preparato e questo vale anche per i colleghi, guardano me se cammino dritto o se per passare gli anni ho qualche acciacco in più, per cui ti dicono ma non ti preoccupare. Qualche battutaccia immagino che viene spontanea, allora vai a giocare a calcio per solidarietà a Fontaniva e ti trovi magari il giorno dopo.
Franca, tu hai fatto da trade union con questo corpo, con gli altri, ricordiamo, carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e guardia di finanza. Sì. Insomma, è stata una bella avventura conoscere queste persone. Sì. Riescono a portare quella cifra in più culturale che mi piace. Fanno la differenza. Fanno la differenza. Sì, quando tu sentivi queste storie, credo che ti commuovono da una parte, perché ci piacerebbe essere in qualche maniera governato da uno staff del genere. Le regole, quanto importanti sono le regole per i ragazzi anche con handicap? Sarebbero tanto importanti le regole per noi cittadini, che quando vediamo delle cose capire dove sta il bene e dove sta il male. Siccome siamo una manica di facilitoni, tante volte ci sfuggono delle sfumature che sono importanti. Però le regole sono importanti, anche molto importanti. Sono molto importanti anche per il ragazzo diversamente abile, il quale deve trovare comunque delle sicurezze e le trova nell'ambito della famiglia e con determinate regole. Dirò di più, che se il ragazzo diversamente abile viene un attimino, come diceva lei, spostato dagli equilibri che normalmente si va a creare con la famiglia, eccetera, è per lui un trauma. Tanto più per lui che ha una certa sensibilità, insomma. Allora parliamo un po' di quello che succede il sabato sera. Noi tutti i mesi, oramai è un appuntamento fisso, con l'Associazione Italiana Vittime della Strada. Si parla di regole, ma voi quante penso ne vedete i venerdì, i sabati, ed è sistematico oramai, perché il problema in Italia è che quando la notizia è troppo ridondante diventa la normalità. Io ricordo nel 1990, quando è scoppiata la prima guerra, diciamo così, in Iraq, era un evento spaventoso, cioè che eravamo tutti preoccupati, poi pian piano, insomma, era la routine e quindi quasi te ne fregava niente. Ma chi vive il dramma, come in questo caso, chi vive il dramma di avere un figlio con handicap in casa naturalmente, immagino cosa voi vediate alcune sere, e vorrei che se qualcuno di voi mi possa rispondere con quale cruenza tanti o perdono la vita o rimangono invalidi. Me lo dici tu? Poi dopo voglio sentire anche il suo parere. Ma vorrei che lo dicessi francamente, con parole senza girare intorno, perché alla fine quello è. Diciamo che adesso io ho un figlio di 15 anni, compie 16 anni tra un po', e l'altra notte nel Padovano è morto un ragazzo di 16 anni che è salito assieme ai suoi amici in macchina, ne sono morti 3. Io non sono intervenuto di persona, però ero in servizio. Sentire notizie del genere ti fanno paura. È un petardo al cuore ogni volta. Ti fanno paura e ti medesimi sempre in quello che può capitare a un genitore che ama il proprio figlio più di se stesso, e ti capita una situazione del genere. I casi sono molteplici, la velocità, il divertimento sfrenato con varie sostanze, non ci si diverte più naturalmente, non si fa più gruppo con gli scherzi classici, la battuta, il ridere, scherzare e stare assieme. No, bisogna trovare qualcosa di più, perché sono dei ragazzi che si sentono diversamente abili anche se non lo sono. Invincibili quasi. E poi cercano di diventare invincibili con sostanze che non sono naturali. Nicola, c'era una canzone di 40 anni fa dei Nomadi che era Dio che è morto, che poi mi ricordo a quell'epoca aveva fatto uno scandalo, quando poi forse la canzone dove c'è più religione in quella canzone che in tutte le omelie che ho sentito. Ma detto questo, già preannunciavano una vita di disgregazione, già parlavano di pastiglie mistificate. Sono aumentati secondo te gli incidenti stradali dovuti oppure causati da eccesso di alcol, causati da stupefacenti, che poi di solito è una miscelanza e questo non viene neanche detto, c'è una confusione in merito che è veramente devastante, la gente fa confusione con l'omicidio colposo, con il reato, c'è veramente un buio totale. Sono aumentati comunque nel corso di questi anni. Diciamo che ultimamente ci sono incidenti di ragazzi molto più giovani e avvengono normalmente i venerdì e i sabati.
Diciamo però che dagli anni 90, io ho fatto servizio da vigile, prima facevo il vigile, ora faccio funzionario, in generale sono un po' diminuiti, voi per le verifiche, voi per i controlli, voi perché spesso e volentieri c'è un sistema di controllo un po' più accurato, vediamo meno frequenza. Io ricordo delle serate negli anni 90-91 dove partivamo alle 10 e tornavamo alle 5-6 di mattina a estrarre persone dagli abitacoli. Queste situazioni sono un po' diminuite. Ecco, allora dove ci sono, mi pare di aver capito questa puntata, dove ci sono regole, si hanno delle famiglie forse che girano meglio. Le regole, intanto la famiglia, poi dopo le scuole, se fossero scuole coordinate in una maniera tale, anche là da impartire regole. La prima regola, un insegnante è sempre quello, che sarebbe già qualcosa, vero? Allora, le regole credo che siano un po' la miscelanza, oppure quel cocktail da dare quell'equilibrio di sapori giusto, che non guasterebbero poi per una società, diciamo, contemporanea, perché quello che dice Nicola è giusto, però comunque l'abuso di alcol è aumentato, e anche questo fa parte sempre di quelle carenze di regole. Cosa dici tu? Certo, se mi permette anche un'altra cosa, dobbiamo riavvicinarci al gusto del stare insieme. Oggigiorno vediamo cellulari, computer, comunicano tramite mezzi elettronici, però va a mancare il gusto del stare insieme, di vedersi, di comunicarsi, sensazioni e quant'altro. Guarda, proprio stamattina noi andavamo a Como per un servizio con il mio socio e con la troupe, e si parlava del tempo, e sempre Gianni diceva, nella trasmissione del tempo, ed è vero questo, una volta si scriveva le lettere e si mandavano alle fidanzatine. Io ricordo quando ero un ragazzino, mandavo la lettera e poi quando la ricevi era l'attesa del ricevere una lettera, aprirla con quel pathos, con quelle emozioni, per sentire cosa c'era scritto dentro. Dentro c'erano scritte quelle cose che ti facevano anche sognare, a volte anche con degli errori, per carità, ma esprimevano un sentimento, ed era una cosa che secondo me ha arricchito molto. Oggi credo che c'è molta più, diciamo, possibilità comunicativa, ma non c'è più comunicazione. Vero? Cosa dici, Nick? Sì. Dimmi, vero? È vero, sì. Vabbè, il K al posto per K, cioè, hanno un po' scassato. Che ore sono adesso? Ma poi andiamo in replica anche in fasce, adesso andiamo in fasce diurne. Hanno scassato un po' l'anima, voglio dire, queste cose, riappropriarsi di questi sentimenti, dell'aprire la lettera. Franca, tu sei una donna, prendere una lettera da un uomo con delle frasi è un po' diverso che su Facebook oppure sul Facebook. SMS. È tutto virtuale ormai, sai. Diventa freddo, diventa, Tutto ci vediamo freddissimo. stasera, non so, è brutto, vero? Poi quei codici che usano adesso che non si capisce neanche. Faremo una puntata sicuramente per quanto ragazzi, concerne il tempo, come lo stiamo vivendo, perché oggi è tutto veramente tutto di corsa, tutto veloce. Troppo. Una cosa mi pare di aver capito, che il prossimo anno, anziché un quadrangolare, state ipotizzando 6 squadre, quindi si parte dalla mattina alla sera, si mamma aggiungono, oltre alla Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, si aggiungono gli Alpini e le Polizie di Stato. Ma lo avete fatto perché volete mettere più concorrenza, se no questi qua vincono il terzo titolo? Si aggiungono loro, sono venuti a chiedermi se possono essere inseriti anche loro. E questa accessibilità. E questa è sensibilità. Sì. Bene, Poi, io sono contento per la sensibilità che avete dimostrato questa sera, però adesso una domanda sportiva ve la devo. A voi piace il calcio, no? Sì. Insomma, io oggi ho fatto Evidentemente sì. Beh sì, certo, insomma, io uno tra i misteri Montari all'Inter ancora me lo devono svelare, ma comunque. Ma giocando al calcio, voi avete più o meno 40-45 anni, tu forse qualcosa di meno, vi ricordate che ai nostri tempi c'era il numero 1 che era il portiere, il 2 che era il terzino destro, il 3 era il terzino sinistro, il 4 era lo stopper, il 5 il libero, il 6 il mediano, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzala, il 9 centravanti di manovra, il 10 il regista con la testa e l'11 era l'ala sinistra. Oggi voi ci capite qualche cosa? Dimmi, Nico. Quando ti dicono il 3-4-2, cioè io sinceramente... Anche in quello ci hanno complicato la vita. È vero che ce l'hanno un po' complicato. Mi sembra un po', quando dicono il 5-3-2,
Però giocare al calcio come giocate voi, lo giocate come si giocava 30 anni fa, 40 anni fa. Basta guardare le immagini, anche le velocità sono quelle di una volta. Sì, vabbè, però sempre palla avanti e spera in Dio. È vero. Ecco, esatto. Bene, intanto siamo qui in chiusura, abbiamo visto un po' di immagini della vostra bella partita. Io ringrazio te, Guido Pandini, dell'associazione I Ragazzi del Sole. E il sole ce l'avete, io quei ragazzi là li ho visti con il sole mentre coltivavano l'orto, mentre davano da mangiare alle bestiole, insomma il rapporto con la natura è molto importante. È molto importante, molto. Il ragazzo trova equilibrio. Anche il tatto delle cose, non le cose informatiche. Certo. Io ti ringrazio e ti faccio gli auguri e speriamo che cominciassero a pensare ai trafori dei neutrini, che non esistono, i neutrini vanno attraverso la materia, per cui non servono i tunnel. Franca Loisetto, grazie di Event, e poi ci sentiremo ancora per le prossime. Per Malamore no. Malamore no, lo daremo l'appuntamento settimana prossima. Settimana prossima voglio ricordare ai nostri telespettatori che avremo di nuovo l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada con alcuni ospiti veramente preziosi per parlare anche di questo argomento che in qualche maniera ogni settimana non cambia mai. Grazie anche all'ingegner Pulse Nicola, grazie per essere stato con noi, hai degli occhi splendidi e ti vedo, sono belli. Io del Corpo dei Vigili del Fuoco so soltanto che mi commuovete dalla mattina alla sera, perché tutte le volte che io passo davanti a una caserma dei Vigili del Fuoco, dentro il mio cuore sono contento che esistiate e vi faccio tanto di cappello, e poi per voi nord e sud non è un problema, vero? Mai stato. Ecco, mai stato. Grazie anche a Nico Lissandron, caposquadra, papà di questa maraglia, di questa ciurma. Io vi ringrazio per essere stati con noi e rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo per chi volesse, avesse la cortesia e la voglia di seguirci, ma l'appuntamento con giovedì, per giovedì è con Scratch, la trasmissione sportiva, in onda alle ore 20:30. Per questa puntata è proprio tutto, io vi ringrazio ai miei ospiti dal sangue, del cuore, dal sangue buono. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.